Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli. Trovato il tesoro della droga di Matteo Messina Denaro, gli investimenti del boss gestiti in varie parti del mondo dal narcotrafficante Giacomo Tamburello, arrestato, assieme all'ex moglie e al figlio, sequestrati beni per 200 milioni. Maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo a Gela. Sono 45 gli indagati tra manager, tecnici e dipendenti. Dopo gli ultimi attentati, la Commissione regionale antimafia si è riunita a Sferracavallo. Il presidente Cracolici: risponderemo con forza alla mafia. Catania Task Force della Polizia per garantire sicurezza e rispetto delle norme nei locali. Siglato in prefettura un accordo tra istituzioni e commercianti per una movida sicura. La frana di Niscemi, il ministro Musumeci ha firmato il decreto attuativo da 150 milioni. In una prima fase si procederà alle demolizioni e alla delocalizzazione. Calcio al Catania, non riesce il miracolo nonostante la vittoria nel ritorno con l'Ascoli, i rossazzurri eliminati e costretti a un altro campionato di C con una scia di polemiche. Andiamo subito nella nostra edizione del telegiornale con una notizia dell'ultima ora, attimi di tensione a Catania nella serata di ieri, dove sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco in via Palermo all'altezza del civico 851. L'allarme è scattato intorno alle 22:30 quando una segnalazione ai carabinieri ha richiesto l'intervento di una pattuglia del nucleo radiomobile. Giunti sul posto, i militari hanno avviato i rilievi e le verifiche nell'area interessata, recuperando 4 bossoli calibro 380 successivamente sequestrati. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali persone coinvolte. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e risalire agli autori della sparatoria. Matteo Messina Denaro per 30 anni era il socio occulto di decine di attività economiche internazionali da cui incassava il 10% dei ricavi. Quel tesoro da 200 milioni di euro è stato trovato e 3 persone vicine al boss sono state arrestate. Simona Mazzone. Un patrimonio inestimabile, frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Un vero e proprio tesoro di oltre 200 milioni di euro gestito nell'ultimo periodo dal figlio di Giacomo Tamburello, Luca, arrestato oggi insieme al padre e alla madre, Maria Antonina Bruno. La prima a insospettirsi è stata una funzionaria di una banca di Andorra davanti a un conto corrente con 12 milioni di euro. La Bruno, ex moglie di uno dei più grossi narcotrafficanti siciliani, Tamburello appunto, raccontava la storiella dell'eredità. Da lì sono partite le indagini che hanno portato a un colpo importante, secondo il procuratore di Palermo Maurizio De Lucia. Soldi accumulati con la droga investiti in diversi paesi attraverso immobili, ville lussuose, imprese e conti correnti tra Spagna, Gibilterra, Isole Cayman, Svizzera, Libano. Quando riusciamo a rispettare il principio del follow the money e quindi a trovare i soldi, possiamo dire, vista la quantità di quello che è stato trovato, che l'operazione da questo punto di vista è un'operazione importante. Si tratta di un'operazione a largo raggio perché sin dagli anni '80 Messina Denaro ha incassato il 10% sui traffici internazionali di droga, diventando socio in affari proprio di Tamburello. La collaborazione fra stati è fondamentale rispetto a fenomeni come quello oggi, del quale parliamo oggi, quindi che si realizza su scala globale. Intanto Palazzo Chigi annuncia che il patrimonio sequestrato sarà destinato al rafforzamento dei presidi di sicurezza nelle stazioni ferroviarie, potenziando così l'azione delle forze di polizia. Maxi inchiesta ieri della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta sulla gestione della discarica di Timpazzo a Gela. Sono 45 gli indagati tra manager, tecnici e dipendenti della società pubblica che gestisce il sito. Gerry Italia. La discarica di Timpazzo di Gela, uno dei principali poli per lo smaltimento dei rifiuti in Sicilia, finisce al centro di una maxi inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. Sono 45 gli indagati, tutti dipendenti e tecnici che operano nella piattaforma gestita dalla società in-house Impianti SRR. Per alcuni di loro la procura ha già chiesto misure cautelari. Secondo gli investigatori, nella discarica sarebbero stati smaltiti rifiuti in maniera non conforme, con il rischio di compromettere le falde sotterranee. Un'indagine complessa coordinata dalla DD Anissena è portata avanti
effettuati dai carabinieri del nucleo investigativo e del NOE, che per mesi hanno monitorato il sito con intercettazioni e sistemi di videosorveglianza. Sotto la lente degli inquirenti ci sarebbero le attività amministrative e operative dell'intera piattaforma integrata. Un ruolo centrale nell'inchiesta sarebbe attribuito all'amministratrice di impianti SRR, l'ingegnere Giovanna Picone, destinataria di una richiesta di custodia cautelare. Misure richieste anche per l'architetto Giuseppe Bellavia e per l'ingegnere Salvatore Parlatore, tecnici considerati figure di riferimento nella gestione progettuale del sito. Nel fascicolo della procura compaiono inoltre i nomi dei responsabili d'area Angelo Collodoro e Salvatore Falduzza. Tutti gli indagati, destinatari delle richieste di misura, saranno ascoltati dal GIP di Caltanissetta negli interrogatori preventivi che inizieranno da lunedì prossimo. L'attività investigativa si concentra sul biennio 2023-2024, ma attorno a presunte irregolarità ambientali nel ciclo dei rifiuti già la procura di Gela aveva avviato un altro procedimento che coinvolge i vertici di impianti SRR e del lato CL2 in liquidazione. Il sito di Timpazzo è considerato strategico per l'intero sistema regionale dei rifiuti, anche per il progetto di ampliamento già avviato con una nuova vasca da circa 12 milioni di euro, ed è proprio il peso strategico della piattaforma a rendere ancora più delicata un'inchiesta che punta ora a ricostruire quella che gli investigatori definiscono una presunta filiera illecita nella gestione dello smaltimento. Le intimidazioni a Sferracavallo, la commissione antimafia ieri pomeriggio si è riunita nella borgata. Il presidente Cracolici ha detto: dobbiamo rispondere con forza a Cosa Nostra. Marco Gullà. Minacce, intimidazioni, colpi di Kalashnikov e bottiglie contenenti benzina come avvertimento. A Sferracavallo c'è paura e apprensione dopo gli ultimi episodi che hanno scosso commercianti e residenti. Ecco perché oggi pomeriggio la Commissione regionale antimafia si è riunita proprio nella borgata marinara alle porte di Palermo per dare un ulteriore segnale contro Cosa Nostra. Nell'atrio dell'Istituto Comprensivo Sferracavallo onorato in prima fila l'imprenditore Tommaso Dragotto, la cui azienda ha subito il danneggiamento di numerose autovetture per un rogo doloso, il presidente Schifani, il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani. È in atto qualcosa di più profondo, che non è solo episodi di violenza urbana, ma c'è una strategia criminale mafiosa rispetto alla quale il messaggio è averne consapevolezza ed avere, come dire, essere in grado di interpretarla, reprimerla e combatterla. Guai a sottovalutare quello che sta avvenendo in questa città. A Palermo la situazione è sempre più difficile e ogni istituzione deve fare la propria parte, ha invece detto il governatore siciliano Renato Schifani. Stanno alzando una sfida nei confronti delle istituzioni, della città, dei cittadini, delle imprese, e questa sfida dobbiamo interpretarla, raccoglierla e rilanciarla, nel senso di ricacciarli indietro. A Palermo ieri la protesta della polizia penitenziaria davanti alla prefettura, lamentate carenze d'organico, aggressioni continue. La denuncia è dei sindacati, sentiamo. La lotta alla mafia deve iniziare all'interno delle carceri. Se le carceri sono vulnerabili, entrano telefonini, droga e tutto quello che non può essere all'interno delle carceri. A Palermo la protesta della polizia penitenziaria siciliana davanti alla prefettura. Ormai da mesi la denuncia per le continue aggressioni dentro le strutture carcerarie fatiscenti e sovraffollate. Strutture, dicono i sindacati, che sono diventate un problema di ordine pubblico anche per la carenza di personale. La gestione dei detenuti all'interno delle carceri è diventata insostenibile e le aggressioni e la realtà lavorativa è indicibile. Ormai siamo nella situazione che sappiamo quando iniziamo ma non sappiamo quando finiamo. Insostenibili poi i carichi di lavoro. Ho 1 milione di ore di straordinario, 910 di ferie accumulate. Questo non fanno altro che capire lo stress lavorativo che subiamo giornalmente. La protesta continuerà, dice la polizia penitenziaria, finché non arriveranno risposte concrete. Un disagio che non è solo lavorativo ma anche di vita, con i suicidi del personale all'interno delle carceri. Catania, task force della polizia per garantire sicurezza e rispetto delle norme nei locali e in tema di movida. Ha siglato in prefettura un accordo tra istituzioni e commercianti. Tonino De Mana.
Con l'approssimarsi dell'estate si intensificano i controlli della Polizia di Stato per garantire sicurezza e rispetto delle norme, soprattutto nella Movida, con particolare riferimento alle attività commerciali. Osservato speciale il centro storico di Catania, ma i servizi predisposti dalla Questura riguarderanno anche altre zone solitamente affollate dal popolo della notte. Intanto la task force della divisione Polizia Amministrativa e Sociale ha rilevato diverse irregolarità nei confronti di una panineria nei pressi di piazza Gandolfo e di un lounge bar già oggetto di precedenti controlli che si affaccia su piazza Carlo Alberto. Il titolare è stato denunciato per inosservanza dell'obbligo di chiusura. E in tema di Movida, in prefettura è stato stilato un nuovo protocollo tra istituzioni e commercianti. Previsto anche un timbro lavabile sul corpo dei ragazzi per facilitare il controllo visivo ed evitare l'elusione delle norme. Si tratta, è stato detto, di una sinergia pubblico-privato per la prevenzione degli atti illegali e delle situazioni di pericolo all'interno e nelle immediate vicinanze dei locali. I proprietari che sceglieranno di aderire volontariamente si impegneranno ad adottare un pacchetto di misure di prevenzione e controllo, tra cui spicca l'installazione di impianti di videosorveglianza esterna. Parallelamente verrà rafforzata l'azione di controllo lungo le vie d'afflusso e il contrasto alle organizzazioni abusive di spettacoli e ai falsi circoli privati. L'efficacia complessiva dell'accordo sarà monitorata da una cabina di regia istituita in prefettura. E domani alle 20 Catania ricorda Santo Re, il pasticcere ucciso da un balordo a Ognina, con una fiaccolata che partirà da piazza Franco Battiato e percorrerà il lungomare fino a piazza Mancini Battaglia, luogo dell'uccisione. Il traffico sarà vietato dalle 20 alle 22. Confermata la condanna a 8 anni di un ex ministrante, un laico che assisteva i sacerdoti per abusi sessuali su una minorenne commessi all'interno di una chiesa di Gela, la diocesi già segnata dal caso Rugolo e da un altro processo che coinvolge i vertici ecclesiastici. Gerry Italia. La Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta ha confermato la condanna a 8 anni di reclusione nei confronti di un ex ministrante che prestava servizio nella parrocchia di San Domenico Savio. L'uomo era accusato di aver abusato di una minorenne all'interno di una stanza della chiesa mentre collaborava alle attività religiose. I giudici nisseni hanno respinto il ricorso presentato dalla difesa. L'imputato ha sempre negato ogni addebito, sostenendo di non avere mai avuto alcun approccio con la ragazza. Le prime rivelazioni della giovane erano emerse durante i colloqui con gli operatori di un consultorio dove si era recata accompagnata dai genitori. La Procura Generale aveva chiesto la conferma della sentenza di primo grado, posizione condivisa anche dal legale della ragazza e dei familiari costituiti parte civile nel processo. Secondo l'accusa, gli abusi si sarebbero verificati nei locali della parrocchia. L'ex ministrante era stato anche sottoposto a misura restrittiva. La difesa ha però insistito sulle presunte incongruenze nei racconti della giovane e sulla mancanza, a suo dire, delle condizioni pratiche perché gli episodi potessero verificarsi nei modi descritti, anche alla luce del tempo trascorso prima della denuncia. Nel ricorso, inoltre, il legale dell'imputato ha richiamato il fatto che il giovane fosse stato inizialmente allontanato dalla parrocchia ma successivamente riammesso ad assistere alle funzioni religiose, elemento che secondo la difesa sarebbe incompatibile con sospetti di comportamenti abusanti. Ora gli avvocati attendono il deposito delle motivazioni della sentenza, una vicenda che pur non coinvolgendo direttamente membri del clero si inserisce in un contesto già profondamente segnato dal caso Rugolo, concluso con la condanna definitiva del sacerdote per abusi sessuali su minori, e cresce intanto l'attesa per il processo per falsa testimonianza legato proprio al caso Rugolo, che vede imputati il vescovo della diocesi Rosario Gisana e il vicario giudiziale Vincenzo Murgano. La sentenza di primo grado è attesa per il prossimo ottobre. Arrivano 150 milioni per Niscemi, il luogo devastato dalla frana dei mesi scorsi. Il piano prevede inizialmente fondi per le demolizioni e la delocalizzazione. Subito dopo invece si procederà con investimenti per la prevenzione del rischio idrogeologico. Emanuela Corsi. Dopo mesi di preoccupazione da parte dei residenti, a Niscemi arrivano le prime risposte concrete da parte del governo centrale. L'esecutivo ha approvato un imponente pacchetto di misure strutturali. Ad annunciarlo il ministro Musumeci, che ha firmato i decreti per il programma di intervento. Un piano da 150 milioni di euro che segna una svolta per la cittadina siciliana. La prima tranche di finanziamenti da 75 milioni sarà dedicata alle demolizioni e alle delocalizzazioni. L'altra metà è stata pensata per il consolidamento
trattamento del suolo, la reggimentazione delle acque e il recupero morfologico del terreno, agendo direttamente sulle cause del dissesto. I programmi, spiega Musumeci, riguardano la demolizione degli edifici pubblici e privati rientranti nell'area di frane nella fascia di rispetto perimetrata, la concessione di contributi per la delocalizzazione dei proprietari degli immobili demoliti e gli interventi di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Gli immobili interessati nella fascia di sicurezza sono 278. Per il programma di prevenzione strutturale e di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico sono previsti 22.300.000 euro per 20 interventi relativi alla frana nord, aggiunge il Ministro per la Protezione Civile, 27.400.000 euro per la frana centrale e 7.350.000 euro per la frana sud. Agli interventi sul torrente Benefizio sono destinati invece 16.400.000 euro. Infine sarà attuato un piano di monitoraggio del costo di 1.550.000 euro, precisa il Ministro. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi riprenderemo parlando dell'infinito tema della crisi idrica ad Agrigento. A tra poco. Seconda parte del nostro telegiornale ad Agrigento, si riaccende il braccio di ferro tra AICA e Siciliacque dopo l'annuncio della riduzione delle forniture idriche. Durissimo l'intervento della CGIL provinciale. Davide Sarto. Braccio di ferro tra AICA e Siciliacque e alla vigilia dell'estate torna l'allarme acqua in provincia di Agrigento, già segnata da mesi di turnazioni e disservizi. Siciliacque ha comunicato la riduzione delle forniture idriche. Il nodo è economico. AICA versa 800.000 euro al mese, una cifra che secondo Siciliacque corrisponde al volume d'acqua erogato. AICA respinge tutto, richiama gli accordi definiti con la Regione e lancia l'allarme sui possibili effetti della riduzione delle forniture. Secondo la società d'ambito, senza maggiori forniture d'acqua rischia di andare in crisi soprattutto la fascia costiera, dove in estate la popolazione aumenta sensibilmente. Gli invasi sono pieni dopo le piogge invernali, ma lo scontro resta aperto. Durissimo anche l'intervento della CGIL. È vergognoso come Siciliacque, azienda privata che prende tantissimi soldi dalla Regione Sicilia, quindi pubblici, continua a creare disagi alla provincia di Agrigento, in un momento nel quale si pensava che le tante piogge di quest'anno avrebbero evitato il supplizio della mancanza d'acqua estiva, invece incominciamo già da maggio. Le legittime manifestazioni di protesta dei cittadini devono trovare rispondenza da parte della politica. E mentre l'estate si avvicina, la tensione sul fronte idrico continua a salire. Dove prima c'erano erbacce, rifiuti e degrado, oggi ci sono bambini che studiano e giocano all'aria aperta. Nel cuore di San Cristoforo a Catania, gli alunni dell'Istituto San Giovanni Bosco hanno festeggiato la rinascita del nuovo giardino. Eva Spampinato. Lo spazio che vedete fino a qualche mese fa era un luogo trascurato e pericoloso dove crescevano erbacce alte e incolte e che spesso diventava la discarica per la spazzatura dei passanti. Poi la tenacia di una dirigente scolastica e l'apertura da parte della politica con un progetto sperimentale hanno reso possibile un reale cambiamento che in un quartiere come quello di San Cristoforo suona come un piccolo miracolo. La preside Longo qui in questa zona di Catania ha voluto avviare in maniera sperimentale con la regione siciliana un protocollo d'intesa che ha visto l'ausilio dei forestali e degli operatori dell'ESA. Sono state messe a dimora piante officinali, alberi e nuove essenze verdi. Le istituzioni collaborano anche grazie a un progetto sperimentale fatto con l'Istituto Penitenziario di Bicocca, dove nell'inclusione del disagio abbiamo voluto valorizzare quella che è la bellezza del nostro patrimonio naturalistico. Per questo oggi i piccoli alunni dell'Istituto San Giovanni Bosco hanno organizzato una festa per dire grazie a chi ha reso possibile tutto questo. Di trasformare quelle che sono delle criticità in fatti concreti e positivi. Qui i piccoli alunni potranno anche fare lezioni all'aria aperta grazie alla donazione da parte delle famiglie della scuola di comode poltroncine. Questi bambini che hanno il diritto di vivere la scuola sia negli spazi interni che esterni, bella, accogliente, a misura di bambino. Un esempio di riqualificazione riuscita che adesso potrebbe diventare modello per altre scuole in Sicilia. Ci fermiamo ancora, un'altra pausa e poi torniamo per il calcio.
E siamo al calcio, il Catania sfumato il sogno della Serie B, adesso deve guardare con serietà e determinazione al futuro. Sentiamo. Niente miracolo e spazia i processi. Il post eliminazione con l'Ascoli vive di due aspetti: l'orgoglio che il Catania ha messo in campo, l'opposto di quello che è successo al Del Duca domenica, e le riflessioni sul futuro per non ripetere gli errori degli ultimi anni. Sul prato del Massimino il Catania viene accolto dai fischi inevitabili dopo la vergognosa prestazione di Ascoli, ma poi la squadra riesce a riportare il pubblico dalla propria parte, merito della voglia di lottare, delle parate di Dini, dei 2 gol nel primo tempo soprattutto. Caturano porta in vantaggio i suoi dopo 7 minuti. Forte raddoppia sul finale di tempo alimentando le speranze, che si infrangono sul palo colpito da D'Ausilio a inizio ripresa. I pericoli per l'Ascoli diminuiscono e al gol di Ovisac esplode la contestazione, lancio di fumogeni e ordigni esplosivi, partita sospesa prima di un finale surreale e delle parole di Toscano che dà l'addio così. Le cose sono cambiate già a gennaio, quando alla prima difficoltà ognuno è andato per la sua strada. Abbiamo continuato a lavorare, a tenere in piedi la squadra. Già, quel mese di gennaio, quella partita con il Sorrento che ha fatto girare la stagione, che ha provocato un cortocircuito a tutti i livelli. Ora Pelligra, affranto a fine gara, dovrà valutare come ripartire, chi è funzionale a creare un progetto fino ad ora mancante o sbagliato, come dimostrano, fra le altre cose, i molteplici cambi in panchina e nel ruolo di DS. L'Ascoli insegna: non sono solo i soldi a disegnare il futuro, ma le idee giuste. E il telegiornale finisce qui, io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione alle 14, vi lascio adesso a Emanuela Corsi e la rassegna stampa. A tutti una buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.